A Vittorio Veneto proseguono i lavori di preparazione per il convegno Abita la Terra e Vivi con Fede, giunto alla sua seconda fase. Abbiamo incontrato il vescovo Monsignor Corrado Pizziolo in occasione dell'incontro con le associazioni del territorio che si è svolto il 9 novembre scorso in seminario a Vittorio Veneto. Monsignor Corrado ha voluto ascoltare gli operatori del volontariato vittoriese per cogliere spunti e contributi utili per il prossimo convegno. Cosa è emerso dal confronto con le associazioni di questa sera? L'incontro con queste associazioni è stato molto interessante, si sono dimostrate proprio vivamente partecipi e interessate alla proposta. Io sono molto positivo anche nei confronti di queste associazioni o gruppi, perché la loro esperienza è davvero un'esperienza singolare e penso che possa essere estremamente significativa anche per tutte le altre componenti della nostra diocesi. Il vescovo e il vicario generale Monsignor Martino Zagonel hanno invitato i rappresentanti delle associazioni ad entrare a far parte dei gruppi, che lavoreranno su 4 temi definiti. Gli ambiti individuati sono la ricerca del vero volto di Dio, la costruzione di una società più umana, la cura delle relazioni e degli affetti, l'educazione alla vita buona del Vangelo. Come procederanno quindi i lavori in questa fase del convegno? Siamo nella seconda fase, quella che è un po' anche quella più centrale del convegno. Noi desidereremo che il più alto numero di persone possano partecipare a questa fase, sia delle parrocchie, delle unità pastorali, sia delle associazioni ecclesiali, sia dei gruppi di volontariato come quelli di questa sera. Come procederanno? Si costituiranno dei gruppi di interesse attorno ai 4 ambiti e lì momenti successivi del vedere, dell'illuminare con la parola di Dio e dell'individuare le linee di azione faranno la ricerca che è chiamato momento del discernimento. Il materiale che emergerà da questa fase sarà quello su cui si costruiranno le giornate conclusive del convegno. E quando chiediamo al vescovo Corrado cosa si aspetta da questa fase del convegno, lui ci risponde così. Gli ambiti di ricerca sono 4, non sono molti. Quello che io spero è che tutti questi 4 ambiti siano oggetto di attenzione da parte dei vari gruppi, quindi non ci siano un riversarsi sull'uno piuttosto che sull'altro, ma possono essere affrontati tutti e 4. Cosa aspetto? Non lo so, vediamo alla luce di quello che lo Spirito Santo susciterà ai membri, cosa verrà fuori. Quindi io mi auguro che ci sia davvero un ascolto del Signore e alla luce di questo ascolto ci sia anche l'individuazione dei passi che la nostra Chiesa è chiamata a compiere.